Sono ormai più di 40 i pazienti affetti da coronavirus accertati in Veneto, lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia incontrando nella sede della Protezione Civile a Marghera, che da qualche giorno è la sua base operativa fissa, i rappresentanti delle istituzioni locali e del mondo economico e sociale per una valutazione comune sulle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza coronavirus. Le zone sono confermate, sono quelle ovviamente di Vo con 28 pazienti, poi si va su Venezia, 6 pazienti, e l'altra di Mira, e poi abbiamo 2 pazienti da accreditare come cluster perché ancora abbiamo le positività ma non abbiamo le località. L'ordinanza è operativa fino a domenica, o forse è meglio dire fino a nuovo ordine. La partita dell'ordinanza è un altro fronte, che è quello che va a scadere domenica, un'ordinanza la definirei soft per ora, non è che è stata fatta con disattenzione, volutamente è stata fatta così, cercando di mixare più visioni, quella di tutelare gli anziani dalle grandi masse e poi anche quella di cominciare ad attivare molte misure. Ovviamente con l'inasprimento del problema si inasprisce anche l'ordinanza, quindi come governatori faremo un punto della situazione molto probabilmente domani. E i sindaci a loro volta sono pronti ad applicare le norme studiate per l'emergenza con una flessibilità comprensibile in base alle caratteristiche del territorio in cui applicarle. Ogni realtà ha delle caratteristiche e delle criticità, oggi però deve prevalere il buon senso e la responsabilità, nel senso che la Regione non può con un'ordinanza riuscire a mettere d'accordo tutti, quindi l'appello che io faccio ai sindaci, in primis a me stesso, è quello di riuscire a costruire un'ordinanza che è costruita su misura per il proprio territorio, che tenga conto delle esigenze di tutti. Ovviamente la fascia di cittadini da tutelare maggiormente sono gli anziani, perché come ci è stato ribadito, per esempio i bambini sono la fascia meno a rischio, ma dobbiamo comunque cercare di evitare i luoghi affollati, dobbiamo cercare di incrementare tutte quelle azioni di pulizia e attenzione nel quotidiano che possono aiutare da questo punto di vista, indipendentemente dall'ordinanza, perché non vorrei che l'ordinanza fosse vista come uno scarico di responsabilità, non lo è semplicemente cercare di dettare una linea che poi i sindaci devono personalizzare nel proprio territorio. Io personalmente per quanto riguarda le palestre comunali ho deciso di chiuderle e sanificarle, per quanto riguarda invece le strutture pubbliche ma a gestione di privati lascio facoltà alle società di decidere se tenere aperto o chiuso, purché rispettino certi accorgimenti indicati anche dal Ministero.